Bellunesi nel mondo on air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ma tornò, sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo on air. Le notizie di questa settimana. Sono stati presentati alla Regione i progetti 2011-2012. A Longarone un concorso sulla storia dell'emigrazione. Un significativo omaggio ad un missionario bellunese in Perù. Broz ricorda i suoi emigranti. Riunito il gruppo giovani dell'ABM. Ed infine epopea di migranti nella biblioteca dell'ABM. Un saluto a tutti i nostri ormai affezionati radioascoltatori e benvenuti alla 13ª puntata di Bellunesi nel mondo on air. Cominciamo subito con la prima notizia. Sono stati presentati alla Regione i progetti 2011-2012. L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha presentato alla Regione del Veneto alcuni progetti di attività previsti per il 2011-2012 al fine di ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale 91/2003. Cioè la legge sui Veneti nel mondo. I contributi riguardano soprattutto iniziative di carattere culturale e alcune legate al 45esimo dell'associazione o a particolari manifestazioni promosse anche dalle nostre famiglie. È stato presentato anche un progetto volto a sostenere iniziative innovative di comunicazione multimediale con cui si vuole essere presenti in forma moderna ed efficace nell'informazione locale e all'estero. Tra le attività previste vi è anche un soggiorno in provincia di persone di origine veneta nel Brasile. A Longarone un concorso sulla storia dell'emigrazione e per il secondo anno consecutivo la famiglia ex migranti del Longaronese ha organizzato un concorso sui temi dell'immigrazione, intitolandolo ad Angelo Fain Binda, che fu emigrante e attivo consigliere della famiglia. Il concorso è riservato agli alunni della locale scuola media di Longarone. È notevole sia la partecipazione sia la qualità degli elaborati che hanno dimostrato come la storia, i sacrifici e i meriti dei nostri immigrati siano stati interiorizzati dagli alunni. Alla presenza del sindaco di Longarone, Roberto Padrin, e del presidente della BM Gioacchino Bratti e del presidente Arrigo Galli e di alcuni consiglieri della famiglia, la premiazione si è svolta nella scuola lo scorso 7 giugno e ha vissuto momenti intensi sia nelle parole delle autorità convenute, che hanno sottolineato il valore dell'iniziativa con un apprezzamento particolare agli insegnanti che l'hanno seguita, e sia nella lettura di alcuni brani dei temi presentati dai professori Enza e Giovanni Croce, relatori appassionati di tante lezioni sull'emigrazione nella scuola di Longarone e in altre della provincia. Al concorso hanno partecipato con dei bellissimi elaborati anche 2 studenti della scuola Laido di Brida di Urussanga in Brasile e da anni in stretto rapporto con i coetanei di Longarone, un comune gemellato con la cittadina brasiliana. Un significativo omaggio ad un missionario bellunese in Perù. E Pieve dal Pago lo scorso 6 giugno ha reso omaggio a padre Marino de Prà, nativo del luogo e da quasi 50 anni intrepido e generoso missionario nella città di Callao in Perù. Emozionato e con un tono semplice e familiare, ha raccontato al pubblico che gremiva un numeroso e attento alla scala di convegni Placido Fabris di Pieve la sua storia con le sofferenze del distacco dall'Italia, l'arrivo in Perù e soprattutto la sua opera in uno dei quartieri più poveri e difficili della città. La serata, che è stata organizzata dal comune di Pieve con la collaborazione della BM, ha vissuto dei momenti altrettanto emozionanti e coinvolgenti anche nei suggestivi intermezzi del coro Monte Dolada, con dei classici canti sull'emigrazione e nella presentazione di alcuni libri di Flavia Colle, in cui l'autrice, assistita dalla vicepresidente della BM, Patrizia Burigo, attraverso immagini, letture di brani e la narrazione, ha dato voce ai protagonisti di esemplari storie dell'emigrazione veneta, tratte dai suoi lavori Destinazione Perù e Destinazione Uruguay, dei libri che poi il pubblico ha potuto acquistare per donare un ricavato ai progetti di padre Marino. Ha portato il suo pensiero e la sua riflessione anche il sindaco di Pieve dal
Pago Umberto Soccal, il presidente del coro Alessandro Fullini e per l'ABM il presidente Gioacchino Bratti, il consigliere Oscar De Bona e il presidente della famiglia dell'Alpago Bruno De Marc. Broz ricorda i suoi emigranti. E venerdì 10 giugno presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo si è riunito il gruppo Giovani ABM. Ospite della riunione Arianna Pegoraro, ragazza di Feltre che ha raccontato della sua esperienza appena conclusa in Brasile attraverso l'Associazione Veneti nel Mondo. D'ora in avanti Arianna collaborerà alle attività del gruppo, dando così maggiore linfa alla stessa associazione. Oltre ad organizzare l'edizione di giugno del TG Bellunesi nel Mondo, nella riunione è stato anche fissato per il 31 luglio un picnic in Cansiglio per condividere una giornata in allegria e spensieratezza. Definito invece per il 10 settembre il concerto ed il torneo di calcetto a Belluno Città, assieme ai gruppi giovanili delle associazioni del Triveneto dedicate al mondo dell'emigrazione. Riunito il gruppo Giovani dell'ABM. E nel 2005, come forse alcuni di voi ricorderanno, le frazioni di Broz e Allò, in comune di Cambre d'Alpago, avevano inaugurato un monumento dedicato ai loro emigranti e ai caduti sul lavoro, opera dello scultore Ettore Bona. Un monumento ricco di particolari significativi che raccolgono ed esprimono il dramma dell'emigrante nel doloroso momento di lasciare con la sua valigia l'Italia su un treno o su una nave. Quest'anno, lo scorso 11 giugno, è stata rivissuta quella giornata, con lo scoprimento di una targa esplicativa del messaggio che ci vuole trasmettere l'opera. Dopo la messa nella chiesetta di Broz, celebrata da Don Ezio del Favero, nel piazzale del monumento ha avuto luogo la cerimonia, seguita da un pubblico partecipe e illustrata dalle parole dei rappresentanti delle istituzioni intervenute, dall'assessore del comune di Tambre, Siro Bona, al presidente della provincia Giampaolo Bottacci e a quello della DM Gioacchino Bratti e della famiglia Bruno De Marc. Ognuno ha ricordato come nel monumento si voglia esprimere il valore della memoria, un filo prezioso che ci collega al passato e che va trasmesso nella sua ricchezza alle generazioni più giovani. Dopo la lettura del testo della targa e la benedizione è seguito il dovuto momento di festa con la cena conviviale e il ballo nell'ambito della locale Festa del Fiè. Epopea di migranti nella biblioteca dell'ABM. E la biblioteca dell'ABM Dino Buzzati, a cui dedichiamo sempre il nostro ultimo spazio nel nostro notiziario, ha concluso la stagione 2010-2011 con la presentazione nella sede dell'associazione, venerdì 10 luglio, del libro Epopea di emigranti di Egidio Dall'Agno, che narra l'avventurosa migrazione nel lontano 1876 di un numeroso gruppo di abitanti di Fastro di Arcier, nel Rio Grande do Sul, in Brasile, sotto la guida dell'intrepido sacerdote Don Domenico Munari. La straordinaria vicenda è stata presentata anche con il supporto di eloquenti immagini da Dino Bridda, che ha coinvolto il pubblico con un'appassionante relazione su questa singolare vicenda di emigrazione, dal doloroso distacco dalla propria terra per sfuggire alla miseria e alla fame, all'avventuroso viaggio nell'oceano e ai soprusi e alle sofferenze incontrate in quella che era stata presentata come la terra promessa, alla misteriosa morte di Don Munari. Flavio Dall'Agno, che ha collaborato alla stesura del testo, si è quindi soffermato sul seguito della storia, che tornata alla luce molti decenni dopo, ha contribuito a rafforzare il sentimento di appartenenza dei discendenti degli arcedesi del Brasile alla terra di origine e a ristabilirne i rapporti. Hanno portato il loro saluto i presidenti e il loro pensiero anche il presidente della biblioteca Ester Riposi, il sindaco di Arcier Ivano Fauro, il segretario della famiglia ex emigrante di Arcier Elvio Campardo e il presidente della BM Gioacchino Bratti. Bellunesi nel mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ma tornò, sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo On Air.